Una comunità in lutto ha salutato per l'ultima volta Matteo Marcato, stroncato a 34 anni in un tragico incidente stradale sulla Jesolana giovedì scorso, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Un impatto frontale con un camion ha spezzato per sempre la sua giovane vita. Nella chiesa dei Santi Vito e Modesto di Spinea, un silenzio carico di dolore ha avvolto tutti i presenti. Come non pregare per la compagna Kash che lotta in ospedale, ma che per fortuna, pur avendo tanti passaggi da fare, riuscirà a venirne fuori e a riabbracciare il suo figlioletto. Accanto a lui, nell'auto distrutta, c'erano la compagna Kasia, di origine polacca, e il loro bimbo di appena 7 mesi, Davide Antonio. Un miracolo nella tragedia, entrambi sono sopravvissuti. Kasia, ancora ricoverata, non ha potuto prendere parte ai funerali. Nemmeno la madre di Matteo, rimasta a casa per accudire il piccolo, miracolosamente illeso. Un padre amorevole, un compagno premuroso, un lavoratore stimato, Matteo lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra i suoi colleghi, amici e conoscenti. I primi ad accorrere per salutarlo sono stati proprio alcuni compagni di lavoro e la cugina, testimoni del forte legame che li univa. Ti ricorderemo per la tua generosità, il tuo spirito vivace, la tua capacità di rendere ogni giornata un po' più luminosa. La tua presenza mancherà profondamente a tutti noi. Il tuo sorriso e la tua energia erano contagiosi. Bastava varcare la soglia della cucina per sentirsi accolti da te, dalla tua voce, dalla tua allegria. Una famiglia spezzata, così molti hanno commentato l'immenso dolore che questo tragico incidente ha portato con sé, ma nella speranza di chi resta vive la memoria di un uomo che ha amato profondamente fino all'ultimo respiro. Ti prometto che tutti noi ci prenderemo cura di Antonella e Michele, di Evelina, di Kasia, ma soprattutto del piccolo Davide, che crescerà felice e imparerà a conoscerti attraverso i nostri racconti e le nostre parole, perché non smetteremo mai di parlargli di te.